Buongiorno, bentrovati con una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. Partiamo dalla situazione sanitaria, con la grande attesa per le decisioni del governo in tema di misure anticontagio. Le linee guida del nuovo DPCM, che avrà validità fino al 15 febbraio, sono ormai note, manca solo l'ufficialità. Quasi tutta l'Italia dovrebbe essere in zona arancione, ma per Lombardia e Sicilia molto probabilmente sarà zona rossa. Lo ha confermato poco fa Attilio Fontana, dopo un colloquio telefonico con il ministro Speranza. È una punizione che la Lombardia non si merita, ha detto il governatore. Questa situazione porterà allo stop ai movimenti fuori dal comune di residenza e allo stop di gran parte delle attività commerciali. Tra le altre restrizioni, l'asporto sarà consentito solo fino alle 18, una misura già definita come un colpo di grazia da Confartigianato. Oggi intanto, anche in concomitanza con le nuove normative emesse dal governo, c'è attesa per la protesta annunciata da ristoranti e bar che aderiscono alla disobbedienza invocata da Io Apro, mentre l'ingresso della Lombardia in zona rossa vanificherebbe anche la decisione del TAR regionale che ha aperto la didattica in presenza nelle scuole superiori. Vediamo a tal proposito un servizio di Stefano Vietta con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto sulla protesta di insegnanti e studenti all'Istituto Professionale Marcora di Inveruno. Buongiorno, siamo qui davanti all'Istituto Marcora di Inveruno dove da alcuni giorni è in corso una curiosa protesta da parte di un gruppo di docenti che praticamente, come vedete alle mie spalle, si sono messi a proseguire la normale attività di didattica a distanza, però all'esterno dell'istituto, al freddo. Questo per cercare di dare un messaggio particolare, che adesso ci spiega qual è la signora, la professoressa Simona Rosa. Grazie. Sì, allora la nostra protesta in realtà si unisce fondamentalmente al coro delle proteste che gli studenti, i professori e i genitori stanno portando avanti da mesi, ma soprattutto negli ultimi tempi, nei confronti non tanto della didattica a distanza di per sé, che comunque ormai è chiaro che è stata del tutto sostituita alla didattica in presenza, almeno per noi delle superiori ovviamente, ma quello che vogliamo, quello che chiediamo è che ci sia almeno la percezione di un interesse da parte delle istituzioni nei confronti della scuola. Noi come scuola siamo pronti, abbiamo fatto grandissimi investimenti, grandissimi sforzi per tutta estate e negli ultimi tempi per ripartire come l'ordinanza ministeriale aveva dichiarato l'11 gennaio. Questo non è stato possibile non a causa nostra, ma a causa di tutto l'insieme extrascolastico a partire dai trasporti. Noi non ci stiamo, noi a questo non ci stiamo, noi siamo qua proprio per far vedere che siamo pronti a ripartire, siamo qua con i nostri mezzi, siamo qua al freddo tutte le mattine e vogliamo rientrare in sicurezza chiaramente. Passando alla cronaca, poco fa a Varese si è concluso l'intervento d'urgenza per un incidente purtroppo tutt'altro che insolito. Un tir è infatti rimasto bloccato all'incrocio tra via Tamagno e via Rivarocci, di fronte al vecchio ingresso dell'ospedale. Il conducente, probabilmente ingannato dal navigatore satellitare, arrivato in largo Flaiano, ha imboccato la stretta via, ma al momento di svoltare a sinistra si è reso conto di non poter completare la manovra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco pronti a rimorchiare il mezzo, mentre il traffico locale veniva deviato verso largo Flaiano in direzione opposta a quella regolare di marcia. Alla fine, per fortuna, è stato sufficiente spostare alcuni mezzi parcheggiati e il tir è riuscito a svoltare e liberare la circolazione. Andiamo ora a Monvalle, dove per sfuggire ai carabinieri che l'avevano intercettato sulla strada verso San Giano, un giovane si è lanciato in una folle fuga. Alla fine il ragazzo, residente in Valcuvia, è stato arrestato dai militari della compagnia di Luino. Alla guida di una Fiat Panda rubata, aveva forzato il posto di blocco. L'inseguimento è durato diversi minuti finché il fuggitivo è stato costretto ad abbandonare il mezzo giù per una scarpata e darsi alla fuga a piedi. Peccato per lui che fosse già stato riconosciuto da chi lo stava inseguendo come un abituale ladro d'auto. E così è bastato poco per attendere il suo rientro a casa e dichiararlo in arresto per ricettazione e resistenza pubblica ufficiale. Ieri, dopo l'udienza di convalida, il Tribunale di Varese ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare nel carcere dei Miogni. Per concludere, un'altra notizia che curiosamente arriva ancora da Monvalle.
un uomo di 45 anni è stato condannato a 1 anno di reclusione per sostituzione di persona e truffa. Il motivo? Il 45enne, con precedenti penali, aveva stipulato telefonicamente un contratto per la fornitura di gas e luce con un noto gestore nazionale, ma al momento di fornire i dati personali non ha indicato i propri, bensì quelli di un omonimo di una decina di anni più anziano e residente a Milano, il quale, naturalmente, vedendosi recapitare le bollette per un'utenza di cui non sapeva nulla, non ha pagato, accumulando un debito di circa 600 euro e anzi ha denunciato il fatto, permettendo agli inquirenti di scoprire il trucco ideato dal 45enne, che ora è stato condannato. Con questo è tutto. Vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo una buona giornata.